Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Presentate alla Corte d'Appello di Catanzaro le liste dei candidati alle elezioni del 4 marzo, entra nel vivo la campagna elettorale. Dopo il rogo nella tendopoli di San Ferdinando, in cui ha perso la vita una giovane donna nigeriana, oggi la marcia dei migranti chiedono migliori condizioni di vita. Consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide, un'attesa lunga 10 anni, stanziati 144 milioni di euro. Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha danneggiato l'Eurotel che si trova tra i comuni di Ardore e Bovalino. L'allarme è scattato nella notte. Liquami sospetti in mare, sigilli al depuratore di Catanzaro Lido. Amaro pari per il Crotone, in Serie C pareggiano Reggina e Cosenza, vince il Catanzaro in casa con il Bisceglie, il rende battuto dalla capolista Lecce. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito in primo piano, la politica, il quadro delle candidature è stato ormai completato in vista delle politiche 2018 presentate in Corte d'Appello a Catanzaro le liste dei candidati in vista del 4 marzo. Vediamo. Si sono concluse alle 20 le operazioni di deposito delle liste con i nomi dei candidati per partecipare alla competizione elettorale del 4 marzo. I primi a depositare presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono stati i dirigenti del Movimento 5 Stelle. Già ieri mattina Laura Ferrara si è recata nella città capoluogo per compiere l'adempimento necessario all'europarlamentare. È stato demandato il compito di redigere le proposte del movimento in Calabria. Ritengo che sia un'ottima squadra. Sì, io ritengo che sia un'ottima squadra, quindi sono molto fiduciosa. Noi faremo una campagna elettorale incentrata sui contenuti e sulle proposte. Temi centrali a livello nazionale, ma soprattutto guardando alla Calabria, saranno la sanità, il lavoro e i trasporti. Io credo che questi 3 punti siano essenziali. Unitamente, ecco, quando parliamo di lavoro parliamo di tutta l'economia della Calabria, quindi dell'imprenditoria, dell'occupazione giovanile, del turismo, e dunque questi saranno i temi principali. Anche Liberi e Uguali ha ottemperato ai passaggi burocratici. Benzo Morrone, che ha gestito la fase preelettorale, è riuscito a completare la griglia di partenza, nonostante le polemiche che hanno accompagnato la composizione delle liste. Anche noi, come tutti gli altri partiti, abbiamo avuto per questa legge elettorale proprio schifosa. Abbiamo avuto problemi, però alla fine abbiamo chiuso subito. Abbiamo messo soprattutto persone che lavorano, persone della società civile, persone che si vogliono impegnare per costruire una nuova sinistra in Italia. Abbiamo visto dalle candidature del PD che sono, come dire, tutte persone che fanno politica, ormai che campano di politica. I nostri, quelle che abbiamo presentato noi, campano col proprio lavoro. Anche la quarta gamba ha scelto i suoi candidati per il proporzionale in Calabria. Capolista Gabriella Carlucci, al secondo posto c'è Mario Tassone. Per quanto riguarda il Senato, il primo posto è stato assegnato a Pino Galati. Appuntamento a domani per le candidature presentate da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Potere al Popolo. A San Ferdinando adesso siamo nel Reggino dopo il rogo che è costato la vita a una giovane nigeriana. Oggi c'è stata la marcia dei migranti che hanno chiesto nuove tende. Vediamo. Schiavi mai, si legge sui cartelli di questi immigrati, arrivati nella piana di Gioia Tauro per lavorare negli agrumeti e di fatto poi però diventati schiavi. Perché come definireste chi vive in queste condizioni, nel fango, nella sporcizia, nel degrado più assoluto, in povertà, in mezzo a fragili capanne che si reggono a malapena, in mezzo ad odori nauseabondi? Oggi la marcia di questa comunità, che è arrivata fino al municipio, partita da questa che è la tendopoli più vecchia, adesso distrutta per metà da un rogo che ha anche fatto una vittima, una giovane non ancora trentenne.
Poi c'è la nuova tendopoli, sicuramente più decente, ma dal preoccupante aspetto di un lager. E adesso c'è anche una enorme tensostruttura che la Protezione Civile ha realizzato per accogliere chi, a causa dell'incendio, è rimasto senza un tetto. Come si vive qua? Bene, sta bene qua, perché là non bene, sta fire di no? Meglio qui, perché visto protesso tutto, c'è vigili del fuoco, qua meglio di là. Tanti soldi sono stati spesi per realizzare una parvenza di accoglienza per questi migranti, quasi tutti giovani e in salute. Tante energie che vengono sprecate, i risultati degli sforzi fatti non sono affatto apprezzabili. Fino adesso niente è stato fatto e forse dopo questa tragedia, che è una tragedia annunciata, insomma, se uno c'ha freddo e dorme in una capanna di cartone c'è poco da fare, trova il modo per riscaldarsi, poi si addormenta, prende fuoco e succedono le tragedie. Perché non si può pretendere che un comune come San Ferdinando, Rosarno si faccia carico di una situazione di questo tipo, non sono 20 persone o 30 persone, qua sono centinaia e centinaia, migliaia di persone e qua è il governo centrale che deve intervenire, ma non con sgomberi oppure mettendo la polvere sotto il tappeto, ma con degli interventi razionali ed efficaci in direzione dell'accoglienza. Eppure questi migranti potrebbero davvero diventare linfa vitale per questa terra, basterebbe poco. Un inserimento graduale di queste persone nei paesi che si sono spopolati per via dell'emigrazione. E quindi inserire queste persone gradualmente dentro il tessuto abitativo aiuterebbe non solo a farli vivere bene, ma aiuterebbe anche a farli vivere in modo dignitoso e a scambiare le culture gli uni con gli altri. Il comune di San Ferdinando ci ha provato, ma finora qui è stata solo gestita l'emergenza che dura da 20 anni, intanto questa è sempre più una polveriera. Siamo intervenuti per interrompere un cammino di degrado e di anarchia e abbiamo voluto fortemente la nuova tendopoli che rappresenta un punto di civiltà. Intorno alla quale poi costruire tutto un processo di incontri, di lavoro comune, di alfabetizzazione, anche di vicinanza, in modo da favorire poi quel processo l'obiettivo deve essere l'integrazione e quindi anche un'accoglienza diffusa. E c'è una notizia che vediamo insieme sulle agenzie di stampa, arriva da Catanzaro, il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare messa nei confronti dell'ex sindaco di Mandatoriccio, Angelo Donnici, coinvolto nell'operazione Stige della Direzione Distrettuale Antimafia Catanzarese, condotta contro cosche di 'ndrangheta del Crotonese. Lo hanno reso noto i legali appunto di Donnici. I difensori hanno espresso grande apprezzamento per il Tribunale della Libertà che, seppur gravato da un enorme carico, con grande scrupolo professionale ha diligentemente valutato le argomentazioni difensive. Altro argomento, 144 milioni di euro, 376 posti letto, sono questi i numeri del nuovo ospedale della Sibaritide. Oggi sono stati consegnati i lavori. L'ospedale progettato 10 anni fa insieme agli altri due ospedali che insomma sono ancora rimasti sulla carta, insieme a quello di Sibari c'è anche quello di Vibo e di Gioia Tauro. Adesso per Sibari c'è questo primo step, vediamo. Consegnati oggi i lavori per la costruzione del nuovo ospedale della Sibaritide. La cerimonia sobria in contrada in City, dove sorgerà il nosocomio, luogo di cerniera tra le città di Corigliano e Rossano, che ormai stanno per diventare una sola città. Eccolo il progetto della struttura, che ha potuto contare su un investimento da parte della Regione di 144 milioni di euro. 376 saranno i posti letto. A realizzare i lavori il concessionario ospedale della Sibaritide,
2022. Lati tecnici Scogiatec, i tempi di realizzazione dalla consegna definitiva dell'opera sono previsti in 2 anni e mezzo. Dei 3 nuovi ospedali programmati in Calabria, gli altri 2 dovrebbero essere realizzati a Bibo e Gioia Tauro. Quello della Sibaritide è il primo che entra nella fase concreta di realizzazione, ma ci è voluto molto tempo, come ammette lo stesso governatore. Questa è un'opera, insieme alle altre, che è stata concepita e partita nel 2007. 10 anni. Noi non ci siamo perduti d'animo. Abbiamo lavorato perché questa giornata si verificasse. Un atto amministrativo, quello di stamattina, che apre al futuro per il comprensorio, come sottolineato dal sindaco di Corigliano. È un evento speciale oggi, ci crediamo finalmente, ci ho creduto dal primo momento. Noi adesso abbiamo la terza fase. La vigilanza sui lavori sarà serrata, come affermato dal prefetto di Cosenza. La prefettura, le forze dell'ordine sono pronte a svolgere tutti quelli che sono i compiti di propria pertinenza in stretta collaborazione con la Regione, con gli enti, il nuovo ente che vedrà la luce tra breve, affinché possa anche l'opera essere realizzata in condizioni di sicurezza. Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha danneggiato l'Eurohotel che si trova tra i comuni di Ardore e Bovalino. L'allarme è scattato nella notte. Vediamo. Un incendio si è sviluppato nella notte all'interno dei locali dell'Eurohotel che si trova tra i comuni di Ardore e Bovalino, a ridosso della strada statale 106 Ionica. L'allarme è scattato tempestivamente, ma le fiamme si erano già sviluppate e almeno una sala è rimasta seriamente danneggiata, lesionati anche i vetri di alcune finestre al piano terra. Ancora non è possibile quantificare i danni, il lavoro di Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco è solo agli inizi. Le immagini che vedete realizzate da Domenico D'Agostino si riferiscono a questa mattina, ma già da ore la verifica era in corso. Non sono confermate, ma sono insistenti le voci secondo le quali l'incendio sarebbe doloso. Sarebbero state infatti, e ribadiamo il condizionale, taniche di benzina. Ma prima di essere sicuri si dovrà attendere. L'Eurohotel è uno degli alberghi con più anni di attività. Poco tempo fa è stato completamente ristrutturato ed è a pieno regime di lavoro. Liquami, sospetti in mare, scatta il sequestro per il depuratore di Catanzaro Lido, i sigilli apposti dagli uomini della Capitaneria di Porto. Vediamo. Il depuratore di Catanzaro Lido continua a funzionare anche se sottoposto a sequestro. I sigilli all'impianto sono scattati dopo una verifica della Capitaneria di Porto. Nel corso delle indagini sarebbe stato così accertato lo sversamento in mare di liquidi non correttamente trattati. Ad insospettire gli uomini della Capitaneria di Porto un tubo proveniente dall'area del depuratore che riversava liquami nel fiume Corace e che poi arrivavano nelle acque dello Ionio. Bisognerà adesso avere i risultati delle analisi e verificare il contenuto della documentazione acquisita. Nelle prossime ore inoltre ci sarà un vertice tra Capitaneria di Porto e Procura. Già l'estate scorsa la Guardia Costiera, dopo una serie di controlli a tappeto, aveva sequestrato alcuni depuratori sulla costa ionica, riscontrando deficit strutturali e altre irregolarità. Nel corso di quell'attività di indagine, con il monitoraggio del sito e attenti sopralluoghi, è stato riscontrato lo sversamento anomalo che ha portato al sequestro del depuratore del quartiere Marinaro, situato a poche centinaia di metri dal mare. Non è la prima volta che si accendono i riflettori sul vecchio depuratore di Lido, perché ormai inadeguato ai volumi di reflui da trattare. Il progetto per un depuratore più moderno e funzionale c'è, ma ad oggi è tutto fermo. Taglio abusivo di alberi, 3 persone sono state arrestate nel Vibonese. Vediamo. 3 persone sono state arrestate per taglio abusivo di alberi in area protetta a Soriano. L'operazione è avvenuta in località Ariola e hanno partecipato i carabinieri della stazione di Soriano con i militari dello squadrone eliportato Carabinieri Calabria nel corso di un servizio contro il taglio abusivo di alberi in area protetta. I militari hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato David Ciurlia, Simone Papa, entrambi di 32 anni e entrambi residenti a Sorianello, e Mihai Dumbrava, 35 anni,
rumeno residente a Serra San Bruno. Già da tempo i militari della stazione di Soriano, grazie anche all'attività informativa svolta congiuntamente con i carabinieri forestali della stazione di Serra San Bruno, hanno unito le forze con i cacciatori di Calabria al fine di contrastare il fenomeno del taglio indiscriminato di alberi in aree protette. Di fatto è stato avviato un piano strategico di contrasto all'annoso fenomeno tipico della zona delle Serre Calabre con la finalità di debellarlo. Ed è proprio in quest'ottica che per la seconda volta in 2 mesi i carabinieri hanno messo a segno un'altra operazione che è sfociata stavolta nei 3 arresti. Nel corso del rastrellamento in località Ariola i militari hanno osservato i 3 mentre abbattevano degli alberi per un peso complessivo di circa 250 quintali. Riunite le forze, intorno alle 10 è scattato il blitz, i 3 sono stati accerchiati ed in seguito bloccati. L'azione fulminea dei militari ha reso impossibile ogni tentativo di fuga dei 3 che si sono subito arresi. Il legname, le motoseghe ed il camioncino utilizzato per il trasporto del materiale sono stati posti sotto sequestro. Una brutta storia di maltrattamenti, vittima una bambina di 4 anni, accaduto a Reggio. Vi raccontiamo questo e tanto altro nelle nostre brevi di cronaca. Inchiesta Calabria Etica, 9 rinvii a giudizio al termine dell'udienza preliminare in tribunale a Catanzaro, a processo tra gli altri Pasqualino Ruberto, ex presidente della Fondazione Calabria Etica, ente in house della Regione Calabria, e Vincenzo Caserta, già dirigente generale della Regione Calabria. Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di abuso d'ufficio e peculato. Un medico in servizio nell'ASP di Reggio Calabria è stata arrestata e posta ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minore. La bambina di 4 anni, che viveva con la dottoressa, sarebbe stata introdotta illegalmente in Italia e costretta a vivere in condizioni igieniche precarie, malnutrita e sporca. La piccola, che pare sia stata comprata dalla donna e dal marito, un bulgaro tornato nel suo paese d'origine, è stata affidata ai servizi sociali. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha chiesto il rinvio a giudizio per le 16 persone accusate di una presunta distrazione di fondi ex GESCAL allo scopo di acquistare la sede Aterp della città. Gli indagati compariranno davanti al giudice per le udienze preliminari il prossimo 10 maggio. Tra gli indagati figura, nella qualità di ex assessore regionale ai lavori pubblici, Pino Gentile. Traffico bloccato per oltre un'ora stamattina sulla 2 del Mediterraneo per un incidente nei pressi di Rogliano nel Cosentino. 4 le auto coinvolte, per fortuna solo feriti lievi, sul posto i vigili del fuoco. Sciopero oggi a Catanzaro dei lavoratori dell'AMC, l'azienda per la mobilità aderenti all'USB. Il sindacato chiede maggiore sicurezza. Vediamo. Autobus fermi oggi a Catanzaro per lo sciopero indetto dall'Unione Sindacale di Base. Dalle 8 alle 12 lo stop dei lavoratori dell'AMC, l'azienda per la mobilità di Catanzaro, che hanno aderito alla protesta. Queste le rivendicazioni del sindacato. Abbiamo una serie di problemi che non sono stati mai affrontati, a partire dal contratto di secondo livello, dove vengono distribuiti soldi allo Stato sociale e non ai lavoratori, alla questione, voglio dire, di promozioni facili che avvengono in questa azienda, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli stessi operatori che sono, come dire, soggetti a lunghi viaggi all'interno della città, 6 ore e 40 di viaggi, ma in particolar modo un piano differente dei trasporti in questa città. Ed ecco i mezzi che circolano sulle strade. Questo, vedete, il sedile dell'autista. Gli autobus, denuncia il sindacato, sono datati e fatiscenti. Lavoriamo tutti i giorni in condizioni di veramente di scarsa, anzi no, di scarsissima qualità da quanto riguarda la sicurezza. Guidiamo con degli autobus veramente fatiscenti, quindi mettiamo a rischio non solo il conducente ma anche l'utenza. E adesso la pagina sportiva, come di consueto a lunedì, Gianluca Pasqua. Vincono anche così le grandi squadre, soffrendo, non brillando, facendo cose normali e poi approfittando di una delle poche palle gol create. Il Lecce supera l'ostacolo Rende senza entusiasmare. Liverani addebita le dimensioni del Marco Lorenzo le difficoltà incontrate nel trovare spunti e spazi in avanti.
ignorando, o meglio dimenticando, che la compattezza è proprio una delle prerogative della squadra di Trocini. Formazione che sa anche pungere quando Rossini entra in zona gol nella ripresa, che la capolista fa la voce grossa e di piazza sfiora il vantaggio, liberandosi in area ma mancando il bersaglio. Poi l'acuto dei giallorossi, dal calcio di punizione di Torromino, il tocco di Persano libera Cosenza che schiaccia di testa le spalle di Forte. Le vane proteste dei biancorossi per un presunto fuorigioco diventano furenti nel finale quando all'apice della reazione Irene trova il gol in mischia sugli sviluppi di un corner, ma il direttore di gara annulla per carica su Perrucchini. L'addio di Rada all'Andria lascia in eredità un punto prezioso ai pugliesi, strappato al Cosenza che tenta la 6ª vittoria consecutiva in campionato, ma torna a casa dal Degli Ulivi solo con l'8º risultato utile. I rossoblu senza Calamai e con Okereke e Perez dall'inizio rischiano e producono poco, fino alla prodezza del difensore romeno al secondo gol contro i silani sul calcio di punizione. Nella ripresa i lupi riagguantano il pari. Lattanzio stoppa di mano un corner di Dorazio. Loviso trasforma con freddezza il rigore dell'1-1. Poi è Tutino ad accendere il match. 2 palle gol, una più nitida dell'altra, con Mauro Antonio bravo a dire di no all'attaccante napoletano. Dall'altra parte, prima Lattanzio e poi Scaringella sfiorano il sorpasso per i padroni di casa. Il ritorno di Infantino non in campo ma al gol spiana da strada al successo del Catanzaro contro il Bisceglie. I pugliesi provano a spaventare Nordi con Dentello ma il suo diagonale è impreciso. Poi alla mezz'ora il colpo di testa dell'attaccante giallorosso su assist di Ionescu che vale il vantaggio. Si aprono spazi per le scorribande di Letizia e Falcone ma gli ospiti restano in gara e provano a pareggiare i conti con Partipilo, attivo ma poco concreto. Il Catanzaro controlla e sfiora il raddoppio conquistando i 3 punti. La nuova regina rimedia un punto a Matera, padroni di casa in vantaggio con Djuganzic, bravo a sfruttare disattenzione della difesa Amaranto su un corner, e di Sparacello il gol del pari. Sulla conclusione di Fortunato, Golubovic respinge sui piedi dell'attaccante Reggino che lo scarta e mette in rete. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Come anticipato nelle puntate precedenti, l'arrivo da ovest di un vasto promontorio anticiclonico che abbraccia tutta l'Europa centro-occidentale e di conseguenza anche la nostra regione garantirà tempo stabile per alcuni giorni. Ciononostante, addensamenti consistenti potrebbero interessare i litorali tirrenici ed in particolar modo quelli della Calabria meridionale, a causa di infiltrazioni di correnti occidentali. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì, sui litorali tirrenici, cieli parzialmente nuvolosi. Nel corso della giornata, maggiori addensamenti potrebbero interessare i rilievi della nostra regione, soprattutto l'Aspromonte e le Serre, con possibili fenomeni tuttavia di poco conto. Altrove cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature in leggero rialzo. E adesso diamo il consueto sguardo a mari e venti. Lunedì e martedì mari generalmente poco mossi con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.